Allora, Salvo Tamburello. Amici siciliani, Presidente dei siciliani, buongiorno. Sono lieto di partecipare a questa assemblea come giovane siciliano e militante del Movimento per le Autonomie, ma tendo qui oggi a partire da un'analisi. I siciliani chi sono, cari amici? I siciliani chi sono, cari deputati del Movimento per l'Autonomia? Chi sono i siciliani? Forse qualcuno si è scordato che noi giovani lavoriamo giornalmente nelle strade. Forse qualcuno si è scordato che noi giovani giornalmente ci mettiamo la faccia per questo movimento e molti di voi se lo sono scordati. Il Presidente della Regione, il nostro Presidente Lombardo, l'altro giorno disse che niente è dovuto a nessuno e tutto dobbiamo conquistarcelo da noi. Noi giovani siamo bravi a conquistare le nostre cose perché siamo guidati dai valori e non dagli interessi, perché siamo guidati dai principi e non è nessuna causa diversa della libertà, la libertà della Sicilia che tutti noi vogliamo conquistare. Cari signori, io appartengo a un'associazione che è quella di Base e Mezzogiorno. Base e Mezzogiorno perché? Perché militanti della base e membri del Mezzogiorno, un Mezzogiorno d'Italia che oggi per l'agenda politica nazionale non esiste, un Mezzogiorno d'Italia che oggi per i nostri politici è dimenticato ed è semplicemente un bacino d'utenza di voti. Voti che vengono assolutamente dimenticati all'indomani delle elezioni e tutti i nostri fratelli conterranei dimenticano questo, anzi criticano noi autonomisti che sposiamo la causa di una Sicilia libera e di una terra che possa domani, se non oggi, grazie a voi e alla vostra esperienza e a noi giovani, liberi e pieni di valori, volare alto e poter dire che siamo anche noi cittadini della Roma capitale e poter dire che siamo anche noi cittadini di questa Europa che ci ha dimenticati, cari amici. L'Europa che in questo momento di crisi nell'Africa si è dimenticata della Sicilia. All'amico che mi ha preceduto, immigrato, termino un attimino, vorrei dire di consolarsi perché noi siciliani non siamo tanto più degli immigrati nella nostra terra, la nostra considerazione forse è minore semplicemente perché noi paghiamo le tasse lavorando. Noi votiamo e non abbiamo riconosciuto nessun diritto. Io concludo dicendo che confido del Presidente della Regione che con coraggio ha sposato la causa dei nostri fratelli siciliani e sono pronto a combattere per i miei diritti, della mia famiglia e dei miei fratelli. Grazie e buon lavoro. Grazie.